Per l'Associazione Veneziana Albergatori, il proliferare di nuovi hotel nella zona di via Camarcello e della stazione ferroviaria a Mestre, con circa 2000 posti letto sul mercato, non è un problema. Anzi, potrà diventare un'opportunità, come spiega il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa. Come Associazione Veneziana Albergatori non siamo mai stati contrari all'apertura di nuovi alberghi. Per Mestre abbiamo chiesto sempre la rottamazione, cioè abbiamo chiesto che chi costruiva nuovi alberghi si prendesse carico anche di alberghi obsoleti che stavano nel centro di Mestre e che probabilmente erano fuori mercato. Gli albergatori della città danno perciò il loro benvenuto ai nuovi iscritti, confidando in una ventata di novità. Accogliamo con grande soddisfazione, con grande amicizia questi nuovi soci, questi nuovi alberghi, che tra le cose sono anche soci, e speriamo certamente portino una ventata di novità all'interno della Mestre. Un cambiamento che non spaventa gli addetti ai lavori. L'Associazione Veneziana Albergatori è pronta infatti a collaborare e a partecipare attivamente a questa importante trasformazione della città. Certamente bisognerà creare degli eventi, sono tante migliaia di persone che non solo andranno a Venezia ma si fermeranno anche a dormire a Mestre, quindi avranno bisogno anche di manifestazioni, di luoghi di ritrovo e via dicendo.